si torna a parlare anche con una certa insistenza di un probabile ripresa del progetto del rigassificatore a Porto Empedocle in questi giorni. D'altronde la crisi energetica dovuta all'attuale momento politico, eventi di guerra che spirano tra la Russia e l'Ucraina, attanagliano l'Italia in una morsa di necessità energetica, come la scelta di nuovi approvvigionamenti energetici, quindi il ricorso a nuovi impianti, fanno sì che l'ipotesi del rigassificatore a Porto Empedocle venga presa in seria considerazione dal Mise a Roma, avallata anche da diversi componenti della politica nazionale. Sentiamo in merito Giovanni Manganella della UIL provinciale di Agrigento che seguì l'evento. Ma in effetti già quando è stato presentato a suo tempo il progetto si parlava di rigassificare 8 miliardi di metri cubi, tenuto conto che attualmente in Italia si consumano 70 miliardi di metri cubi l'anno, rappresentava un 10% all'incirca di quello che è il fabbisogno normale naturale, che era staccato dal tubo e quindi ci si poteva approvvigionare da più fonti. C'è stata una certa volontà di contrasto che si è appigliata ad ogni e qualsiasi cosa. La realtà è che oggi ci accorgiamo che avremmo avuto di bisogno della presenza di questo e anche di altri 3-4 rigassificatori in Italia per essere autosufficienti. Ripartire con il rigassificatore di Porto Empedocle non è facile, nel senso che nel frattempo immagino che le autorizzazioni sono scadute, però si potrebbero ripristinare visto anche lo stato di emergenza. Certo che per costruire un rigassificatore comunque ci vorranno 2, 3, 4 anni, bisogna riprendere un pochettino tutta la situazione, fare tutte le opere edili e civili necessarie. Bisognava già da allora fare il collegamento da Porto Empedocle alla rete del gas che qua ad Agrigento si trova di Piano Gatta, dove c'è il cimitero. Quindi sono tutte attività che necessitano del tempo necessario, degli strumenti, delle apparecchiature, perché all'epoca erano state opzionate tutte le apparecchiature necessarie alla rigassificazione. Oggi si dovrebbero ritornare a riprendere, però tutto sommato è una questione di buonsenso dotare la nazione di almeno 3-4 rigassificatori, tenuto conto che la transizione energetica comunque avrà bisogno del gas per almeno 10-15 anni. Non è che domani riusciremo a essere autonomi con eolico e fotovoltaico. Insomma, ancora dovremmo dipendere per un numero notevole di anni dal gas principalmente. Quindi potrebbe essere un'ipotesi fattiva, ovviamente, no? Sempre nei limiti e nei tempi necessari, ma potrebbe essere, certo, importante questa scelta. Le notizie che trapelano così, informalmente fanno capire che c'è un forte interesse a riprendere questa vicenda, anche perché erano stati fatti tutta una serie di studi e si era riusciti ad avere tutte le autorizzazioni necessarie, che poi l'impianto non si è costruito, era stato stoppato tutto l'iter e un altro paio di mani, ma si potrebbe riprendere, tutto si può fare. E oggi con le condizioni attuali, con le carenze, le difficoltà che ci sono, sarebbe anche un modo per dotarsi di un impianto che tutto sommato serve.